Sembrava già destinato agli amico, lo spot regionale per i migranti, e invece è stato stoppato quanto meno sospeso. È importante a riguardo quanto dichiarato lo stesso ministro. Annunzia dimostrando prudenza e saggezza. Firmato Carolina Luzzato Cohen, una femmine direttore di giornale sul finì dal 1800. Di no crodi, eppur queste braure e gli tocchiade proprio tanò, perché il primo giornale aveva una femmine tant che direttore, all'estat proprio un giornale furlan, ma non per ordine. Carolina Sabadini è nata a Trieste dal 1837 di una famiglia di ebreus de piccole borghesie. Si marida che non aveva neanche vinc Heinz, un Salomon Girolamo Luzzato Cohen. E di quel momento è che la sua vita è a Gurizze. Giornaliste, scrittore e poete, educatore, autore di commedie per giovani, traduttore, irredentiste. Dutchest intune femmine sole, mighe robis di poc. Carolina Luzzato Cohen è stata una femmina con un spirito creativo, un evore fuar e anche con tanti CD. Chi so di fatto aveva sempre gli sguardi svierti per una fevelade con intellettuali e artisti, che arte e pene, aiarin li sos amis più chiari per far sentire la sua voce e per scombatti per i diritti des femminis. Ironia e vena polemica, aiarin li sos caratteristiche più forti, tanto che spesso ha avuto miglior firmarsi col pseudonim di Arcolani. Mamute, aspettate, Arcolani, l'anagram di Carolina, furbeie! E scrive per il giornale di Gorizia e per l'Isonzo, quando dal 1880 il direttore di quel giornale venne arrestato dagli austriaci per motivazioni politiche ed diventa direttore proprio Carolina. Veleka, la prima femmina direttore di un giornale. La sua forza di giornaliste non finisca. Carolina e fonde anche due settimanali, l'Imparziale e il Raccoglitore, che arrestano dal dut sotto de sua direzione. Il primo al fevele di politiche, il secondo alla rubrichis di mode e di teatri. La Luzzato scrive di tanti argomenti con un linguaggio semplice, perché fa anche le persone con poche scuole e fa-li diventare lettori abituali. Pensate che queste femmine adoprave anche il suo patrimonio per portare in denante i suoi ideali. Ogni sabide dava anche le sue argentarie al Monte di Pietat per vendere uri bet e per pagare la tipografia. Une femmine che non molave. Vecchi une copie dal Corriere Friulano che l'ha Luzzato e ben clamate di regi dal 1901 il Leam Pulmont Furlan alle Foire e lavora con intellettuali de culture furlane e studia ben l'opere di Jacopo Pirona, autore dal primo grand dizionari Furlan e cognos, grazie a Dio, Isaia Ascoli, Gurizzan e pari de glontologie. Carolina scrive anche una commedia in riguardo dal poeta furlan Pieri Ciorut, che vignarà voltade col titolo di Un trucchet ciorutian. E brave Caroline! La Luzzato era anche una vera poliglotta, cioè tipe d'onghe di italiano, sloven, tedesco, francese e inglese e fevelave benon anche il furlan e anche il triestin. Gurizia poi era il posto ideale per queste babelle. Ulta cade prime guerre mondiali, a quasi 80 anni e venne arrestata per sue attività redentiste. Ma anche in tal campo di prigionie non ha mollato di informarsi su ciò che succedeva di fur. E è tornata te sua amate Gorizia, dove ai fin de guerre. La vita di Carolina Luzzato Cohen è stata intensa e passionale. Le disgrazie personali non hanno fermato le sue battaglie e nessuno all'arrivata a schiaffoiare il suo spirito creativo e combattivo. Una vera femmine forte. E come fracait il polearca sotto per non perdere altre storie come queste.